Ci sono pareti di quasi 1000 metri, qui sopra c'è Enego e qui siamo in località Mattana di Collicello, una frazione del neonato comune di Valbrenta. Qui la montagna viene giù sempre, continuamente, ma questa notte è successo qualcosa di veramente impressionante. Un boato poco prima delle 9 di sera, quando tutti stanno ancora cenando o sono davanti alla TV. Un rumore assordante che risuona su fino a Cismon e corre sul Brenta fino a Valstagna. La montagna crolla, la gente corre in strada e la notizia arriva subito alle autorità. Poi scatta l'evacuazione di tutte le famiglie della frazione. In molti vengono ospitati da parenti e per gli altri il comune reperisce alloggi in valle. Capire cosa sia successo è però impossibile con il buio. Bisogna aspettare che sia giorno. Poi scatta il sopralluogo in elicottero da parte dei vigili del fuoco. Abbiamo fatto un sopralluogo in 2 fasi per verificare l'entità effettiva della situazione franosa. Da quanto rilevato non sembra vi siano i presupposti per continuare a evitare l'accesso alle abitazioni sottostante nella località Mattana, qui Collicello. Nei prossimi giorni abbiamo disposto tramite il signor Sindaco un sopralluogo da parte di uno o più geologhi per verificare lo stato della situazione. Identificare l'area del distacco degli enormi massi che sono piombati sul bosco che sorge a 2 passi dalle case non sarà semplice e ci vorranno alcuni giorni. Una volta confermato che non c'è più pericolo, almeno nell'immediato, le famiglie sono rientrate in casa, ma lo stato della parete preoccupa l'amministrazione. Sindaco, comune nuovo, problemi vecchi? Sì, problemi assolutamente vecchi, sono problemi che sono noti e che sono difficili da risolvere perché qualcosa è stato fatto negli anni dal punto di vista della riduzione del rischio idrogeologico, ma sappiamo anche che ci sono stati dei cambiamenti climatici importanti e quindi che hanno determinato delle condizioni meteorologiche con violenti nubifragi che spesso creano pressione sulla montagna e quindi la caduta dei massi sta aumentando.